Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Va ora in onda musica indipendente. Ma che velocità, ragazzi, che velocità! C'hai fretta di andare a casa. Subito comincia, presto. C'è il regista Federico DJ Borsari. No, so io perché. Perché non vedevi l'ora di cambiare persona in onda. Perché una mattina intera con Pierluigi Pellegrini. No, c'è stato anche Panza, ci mancherebbe. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo, potere al territorio, potere alla musica indipendente. Perché? Perché il venerdì dalle 13 alle 13:30 ci dedichiamo anche agli artisti indipendenti che ci vengono a trovare da tutta Italia, qui a Milano in via Bellerio 41 negli studi di Radio Libertà. Chiaramente, essendo in diretta, sono le 13:03, il bello è che voi siete con noi e quindi potete commentare le notizie del giorno chiamando 0292947222 o inviando un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Chi ci guarda in radiovisione su canale 252 o sui social o sul sito radiolibertà.net ha già sbirciato che gli ospiti oggi sono ben due, tra poco ve li presento, ma ce n'è un terzo che è anche mia spesso co-conduttrice, non so se oggi non c'è, perché è sempre molto impegnata. C'è un altro modo di dire, oltre a molto impegnata, sai quelle che non ci sono mai, no, non posso, ho questa cosa da fare, ho il lavoro, eccetera. Con noi Erika Sbriglio, ciao Erika! Buongiorno Ciao, Sammy, dai che non è vero, non sono così, non sono tirosa, fai Brianza si dice così, Già. No, sono davvero impegnatissima, ho bigiato, è vero, ho bigiato un po' con musica indipendente, però a un certo punto non ce la posso più fare, allora devo tornare in diretta con te, lo sai che ti voglio bene. Lo so, lo capisco. Sai che per me è la trasmissione più bella del mondo, assolutamente. Saluto anche gli ospiti che purtroppo non ho occasione di vedere, ma loro ti sentono. E infatti alla mia sinistra abbiamo l'artista Patrizia Carlotti. Ciao Patrizia! Ciao a tutti, ciao Erika, piacere di conoscerti. Ciao Patrizia! Ciao. E di fianco a me sulla destra invece c'è Mario Lorenzini. Ciao Erika, altrettanto piacere. Ciao. Ciao Mario. È piacere mio di avere con noi la nostra Erika Sbriglio, la streghetta che chissà quante cose vorrebbe commentare. E ci sono tutti i siti internet che sono ancora fermi alla notizia di ieri, cioè gli è venuto uno sciopone a quelli di Repubblica, questa cosa che se n'è andata via è la famosa conduttrice, sono rimasti basiti e allora stanno pubblicando in retroscena la riunione di redazione annullata e dopo l'annuncio così l'annunziata ha lasciato la Rai, al suo posto in poll c'è Bortone o Costamagna, ma attenzione anche Amadeus
Amadeus dice che non sa se farà Sanremo. Ale! Oh, facciamo il trenino, io e Mario facciamo il trenino, dai, fa niente, il gender fluido è di moda, bello. Erika, tu sei chiaramente anche Erika Sbriglio di questo è dispiaciutissima. Sì, anche io. Anche Sì, tu, assolutamente Patrizia. Sì. Come ben sai, io ero una sua fan, grandissima ammiratrice. Tra l'altro lo sono anche allo stesso modo della Costa Magna, quindi non è che mi faccia piacere l'idea che sia sostituita da lei, ecco, diciamocela proprio tutta. Che brutta gente che Sapete cosa facciamo? Allora, prima di tutto, certo, se ci seguite in diretta, chiamateci pure se volete far parte della nostra trasmissione 0292947222 e ci sono tante notizie da commentare. Naturalmente arrivano anche i WhatsApp al 346 642 7756, ma noi lanciamo subito per rabbonire gli animi una canzone di Patrizia Carlotti, perché lei con Mario sono arrivati appositamente da Pontedera in provincia di Pisa per presentarci la loro vita e nel caso di Patrizia Carlotti, la sua vita, oltre ad avere un lavoro serio, come dice mio padre Sammy Varin, lavoro serio, lo dovresti avere. Che dia da mangiare, io abbastanza si vede insomma che mangio, ma c'ha questa passione incredibile che si porta dietro fin da bambina, che è il canto, una tradizione di famiglia e tra poco ci spiegherai perché. E allora lanciamo subito un pezzo che è dedicato, secondo me, adesso ti dico la mia traduzione, perché tu l'hai fatto per un motivo, ma poi lo sai che quando fai una canzone diventa di tutti, nel momento in cui la gente la sente ognuno la fa propria, hai capito? Io la vedo questa canzone che si intitola Helios, dedicata a tutte le persone solari, a quelle persone che trasmettono positività, che riescono nonostante tutto a essere ottimiste o a trasmettere ottimismo, che in un momento di sfiga totale come questa, devo dire, ci vorrebbe proprio ogni giorno, capito? Noi la sentiamo, poi naturalmente Poi vi dico. a voi la spiegazione e naturalmente il giudizio della nostra Erika Sbriglio, perché sappiamo tutti, lei musicista affermata da tempo e canta da quando era bambina e non smette mai neanche sotto la doccia, i suoi vicini sono scappati tutti quanti. Ho capito. Signori, Patrizia Carlotti con Helios.
E lo sentiamo anche noi un po' di Helios quest'oggi, nel senso che a Milano c'è il sole. Mi viene quasi da piangere pensare che per qualche ora possiamo sentire il calore del sole, ma domani ricomincia a piovere, state tranquilli. Signori, Patrizia Carlotti da Pontedera in provincia di Pisa, il suo pezzo si intitola Helios. Ti stavo dicendo prima, microfono spento, che abbiamo questa deviazione, noi programmatori musicali, ogni pezzo vorremmo appiopparci una similitudine. Questa voce mi ricorda, chi mi ricorda? Non riesco, però c'è quell'atmosfera anni 70-80, Sì. perché li hai vissuti, ti sono piaciuti, Patrizia? Io sono nata nel 72 Ma sei una poi sbarbata, altro che sì, li hai sono vissuti. di vedi? primo È pelo. una ragazzetta, che noi li abbiamo vissuti e effettivamente. Però No, vabbè, ti è rimasto un l'influenza. imprinting, c'è un imprinting. No, ma è l'influenza chiaramente di mio padre che aveva un'orchestra in Toscana conosciutissima. Wow! Erano sotto la Vega Star. Come si chiamavano? Luana e Jarle. Oh, c'è qualcuno che sicuramente li conosce, cavolo. E quindi ti ha. Mio babbo, chiaramente, io dico sempre che cantavo nel grembo materno. Che Lui bello. cantava, ma suonava sia strumenti a fiato, diciamo, la sua prediletta, la sua bambina era la tromba, il trombone, tutto. Quindi a casa tua c'era sempre casino, praticamente. Sì, praticamente sì. Loro facevano le prove proprio giù sotto, nel garage di casa mia, quindi erano una famiglia, diciamo. Sono proprio cresciuta. E questo pezzo nell'ambiente. perché Helios? Perché Helios? Helios perché mio padre si chiamava Elino, però Elino è mancato un anno fa e chiaramente è dedicato a lui. Capite? Mi ha di nuovo, cioè, ispirato proprio lui. Io penso che sia lui da lassù che io avevo smesso di scrivere da tanti anni. Io ho iniziato quando avevo 14, 15 anni a fare concorsi canori. Però poi ho smesso perché la vita ha preso un'altra piega. Ci vuole un lavoro serio, come dice mio padre. Se no non no? mangi, capisci? La chiaro, è musica anzi spendi e basta. Però vedi, in questo caso tuo padre ti ha dato la Mio forza. babbo Se n'è andato, ma ti ha dato la forza di dire no, Ma cavolo. sai, è paradossale perché mio padre non voleva che io intraprendessi questa strada. Da ragazzina mi ha sempre messo i bastoni fra le ruote. Eppure, Però vedete che pezzone che è venuto fuori, con che atmosfera malinconica, Sì. ma anche positiva, è esatto, quello. sì, C'è sì. una chiamata allo 0292947222, lo sapete, potete entrare in diretta su qualunque argomento, non solo quello musicale, anche tramite WhatsApp 346 642 7756. Pronto? Pronto, salve a tutti. Voilà. Buongiorno e grazie per avermi dato la risposta, permesso di intervenire. Prego. Sono Deborah dalla provincia di Latina e volevo fare i complimenti pubblicamente a Patrizia per tutto quello che ha. Helios è solo una delle perle, credo che poi. Ciao, Tu sei Deborah. informata proprio. È una carissima amica. Sì, l'adoro, lei Sì. è. Cos'è che ti piace? Magari. Cos'è che ti piace di Patrizia? Perché già lei è una tipa particolare, assolutamente, ma quando poi trasforma in musica il suo essere c'è ancora qualcosa di più potente, secondo me. Ora, io non credo di poter dire nulla, quindi non dirò niente, visto che anche nel mio lavoro devo dire e non dire, però posso dire agli ascoltatori che la tua particolarità è quella di scrivere a suo modo, perché ognuno di noi che poi va a scrivere o in forma di autore oppure in altra forma scrive quello che sente, ma è in grado di ascoltare letteralmente il cuore delle persone e interpretare quello che a volte neanche noi capiamo, e di metterlo nero su bianco e metterlo in musica. Lei ha un grande staff anche dietro, e lo so per certo quello che dico, ripeto, non posso dire ancora niente, ma sono onorata che lei sia qui lì a parlare con voi e qui con noi, perché Grazie, è un valore Deborah. aggiunto per la musica italiana, secondo me. No, è vabbè, giusto che grazie. venga È vero, valorizzata. è vero. E io ti ringrazio naturalmente Grazie. perché è una testimonianza sincera Lei è una grande persona. e di quello che come ti appare questa artista Patrizia Carlotti. Grazie cara, buon ascolto, grazie per averci Grazie. chiamato. Ciao Deborah, un bacione A voi. grande. Ciao. E naturalmente
naturalmente chi vuole parlare con noi lo può fare, perché voi non lo sapete magari, anzi veramente il Mario Lorenzini lo sa, perché è tra quelli che ogni tanto si insinuano nella nostra trasmissione. Sì, Ti fai chiamare giustamente Mario da Pontedera. Mario da Pontedera, così mi identifico subito, quindi sì, ogni tanto sono anch'io presente. Pontedera che poi magari ne parliamo qualche minuto, pare che ormai si chiami più Pontenera che Pontedera, Sì. che uno dice perché sicuramente è andata su Fratelli d'Italia. No, Può essere, diciamo, sì, diciamo che è una città colorita, ecco, non Sì. aggiungo altro. No, molto, poi... come molto sei democristiano. colorata. È diventato davanti ai microfoni democristiano, no? E invece no, perché è piena di immigranti, di immigrati clandestini. Io la dico No, così. vabbè, non lo Va so, bene, non è vero? No, non è vero? non lo sappiamo Ditemi questo. che non è vero, non è vero, non è vero, va bene, non è vero. Qui a Milano facciamo la panchina dell'accoglienza, noi, lo No, sapete. per carità, A l'accoglienza Milano fatta bene, sì. c'è la certo. panchina dell'accoglienza dove i migranti possono tranquillamente sostare, pisciare, Oh, cagare, sì. violentare, perché No, questa è la panchina dell'accoglienza. Erika Sbriglio, ci sei già passata sulla panchina dell'accoglienza? Ti hanno fatto la festa? Assolutamente sì, caro Sammy, perché ho voluto provare di persona. Ti sei fatto fare la festa? Oh, mamma mia! Quindi, no, sono andata anch'io a far pipì. Ma che vergogna, ti prendo le distanze da questa razzista che fa pipì sulla panchina dell'accoglienza. Sai che sono una persona molto empatica, no? Quindi a volte mi piace immedesimarmi nell'altra persona e ho voluto provare di persona, insomma, questa piacevole sensazione della pipì. Si scherza naturalmente, ma Certo. giustamente qui a Milano siamo così aperti. Poi chiaramente ora sono tutti arrabbiati perché sono intervenuti col travone che faceva vedere il pisellone fuori dalle scuole, e è intervenuta la polizia, cattiva polizia, dovevano lasciarlo a far vedere. Scusate che parliamo così, proprio cerchiamo di essere chiari nel concetto. Sì. Questa è Milano e questa è la nostra radio che ancora prova a raccontare la verità. C'è un'altra chiamata, 0292947222. Attenzione, tra poco vi faccio sentire un altro pezzo di Patrizia Carlotti e poi sentiremo anche il giudizio della nostra streghetta Erika Sbriglio. Sentiamo la chiamata, pronto? Ciao ragazzi! Eccolo! Ma è Matteo Tiraboschi! Ma dai, ma va bene! Esatto! È il GF! Esatto! Lui è il Che grande fratello. compagnia incredibile che abbiamo creato oggi! Ciao Matteo, com'è? Ciao Matte. Tutto a posto, voi? Ma siamo contenti di essere qui e soprattutto che sei comparso anche tu. Perché tu dici, ma che cacchio c'entra Matteo Tiraboschi? Patrizia, che c'entra? Matteo è un Vieni più vicino al microfono è che sentiamo è bene. un grande amico, Matteo. Dov'è che l'hai conosciuto il Tiraboschi? Allora, Matteo non ricordo, però facciamo parte di un gruppo che si chiama Confronto e Saluto, e poi Matteo è venuto a trovarci a Pontedera. Allora, Pontenera, ormai l'ha capito, E poi abbiamo fatto anche dei duetti assieme a una serata. Grande, grande. Lo sai che il Tiraboschi va a birra, no? Cioè, se gli offri è vero Matteo, più birra arriva e più naturalmente ci si diverte. Viva la birra! Birra e vino. Lambrusco mi dicono d'allergia. Sì, è vero, dobbiamo ammetterlo che anche vino, quello buono, il Matteo Tiraboschi non se lo fa mai mancare. Mi sembra giusto. Anzi, fammi andare con l'appello figlio d'Apollo, perché ormai è primavera, estate, ricominciano le feste della Lega e non soltanto. Fatevi avanti. Comune, vari organizzatori di feste della Lega e non della Lega, mi raccomando, stiamo sugli artisti indipendenti come la Patrizia Carlotti, come il Matteo Tiraboschi, che vi regalano serate. Per cantare con Patrizia ho fatto un viaggio lungo quasi 7 ore perché il treno in ritardo, ti ricordi? Poverino, sì, mi ricordo, no, è vero, e ci tenevamo tanto che lui ci fosse, perché poi era una serata per noi in genere le facciamo
facciamo per le associazioni, non c'è assolutamente un guadagno, assolutamente. Manco un fiore, il comune, manco un fiore Però m'hanno se c'è regalato. un po' di vino, un po' di birra va bene, ecco. Sì. E comunque Assolutamente. Matteo è sempre ospite nostro quando vuole, quindi non è un problema. Grande. No, noi Grazie, le grazie. l'abbiamo fatto e le rifaremo per una meravigliosa associazione, la Mitocon, e l'abbiamo fatte per l'AISM e tante altre, E io insomma. ringrazio pubblicamente il grande Mario che mi sta mettendo a posto il canale YouTube, ragazzi. Grande Mario, È vero, veramente. Mario, è vero. Sì, facciamo tutto, Matteo. Sì, Ma sì. come fai col cacciavite? Com'è che fai? Sì, sì, Con un cacciavite fa miracoli. Chiave inglese anche, chiave inglese. No, ma che bello, non ci ho mai provato la chiave inglese su YouTube. Vediamo che Vero? salta fuori. Sì, Matteo sì. Tiraboschi, cercate Ragazzi, vi anche do la un sua abbraccio musica. a tutti e Grazie vi Matteo. ringrazio. Ciao, Matteo. Sai che sei Matteone. grande, continua così. Grazie. Ciao. Ciao, Grazie della bella grande. sorpresa. Matteo Tiraboschi lo sentite anche spesso nella mia trasmissione perché Sì, chiaramente sì, fa parte degli artisti indipendenti. Sì, Erika Sbriglio, Erika, è un tuo giudizio sulla beh. musica. Ma cosa vuoi che dica? Mi ha fatto rilassare tantissimo Patrizia. Come dicevi tu, ricorda qualcuno effettivamente, ci stavo pensando anch'io, ma non mi viene in mente chi. Ah, ci verrà. Il brano Io è credo molto carino. credo nelle reincarnazioni, hai visto mai? Chissà chi sarebbe mai. Potrebbe essere, perché no? Perché no, cara Patrizia? Vabbè. Complimenti, bel brano, mi ricorda il periodo bellissimo musicale, perché poi è Esatto. stato uno dei periodi più belli, quello Brava. degli anni 70, anche gli anni 80, che Sì, io ho sì. sempre apprezzato parecchio per la dance. Quindi complimenti, che ti devo dire, Patrizia, No, vabbè, brava, a me sei si piaciuta. accettano solo critiche. No, noi siamo sempre molto critici, però il bello è che la canzone poi diventa anche vostra, di voi Sì, ascoltatori, quindi questo è quello che voglio. la ricevete sotto un'altra sembianza ed è la cosa più importante. Come ricevete adesso quest'altro pezzo Che è che totalmente è diverso. qui l'universo parallelo, che uno già pensa a Battiato, dice chi è che no, No, non c'entra niente. la mia visione è esattamente, si sposa parecchio con quella di Battiato, cioè una visione molto spirituale. Io da ragazzina scrivevo in modo completamente diverso, vabbè, a parte l'età che ero molto piccola, però crescendo e poi dopo tutto quello che è successo, ehm la maturità è tanta. E poi io ne ho passate veramente tante, ve l'assicuro, quindi insomma Signori, il bello di arrivare poi eh, a un'età non più giovanissima, sì, avendo passato tante sì, avventure, belle e mica belle, e che poi esatto. ti porti dietro questo Sì, è corredo un bel di fardello, esperienza. sì, Ed è un fardello che in questo caso, vedi, spalle forti, la sì. Patrizia Carlotti ha tradotto in musica, in questa Esatto, canzone che ascoltiamo, che si intitola L'universo parallelo. sì.
pezzone, ragazzi. Questa l'universo parallelo. Lo so, amici, poi arrivano i cuoricini e i complimenti, eccetera. Però lo sapete che stando su un'altra radio che non è Radio Italia, che non è R101, che non è Radio DJ, e no, e qui facciamo musica diversa. Siamo tutta un'altra musica, anche dal punto di vista politico, delle notizie, come ve le diciamo noi, gli altri non possono o non vogliono dirle. Patrizia Carlotti, cosa hai messo in questo pezzo? 2 minuti solo per spiegare questa canzone e il progetto, Sì. e il progetto che sta dietro. Sì, l'universo parallelo è un po' come vedo io la vita ora, a quest'età, diciamo. Sono io che guardo il cielo, guardo da una finestra appunto questo cielo e poi inizio a sognare questo universo parallelo che disegnerò a modo mio, come un quadro di un pittore, dico, no? E appunto resistiamo a modo mio a tutto quello che verrà, l'universo parallelo è già qui, ci abbraccia già. Cioè, secondo me proprio non siamo gli unici, assolutamente. Cioè questo è una nostra illusione, l'universo è infinito, magari vicino a noi c'è un universo che non vediamo, come non possiamo vedere tante altre cose, no, a parte che poi si vede con il cuore, con l'anima, non si vede con gli occhi, anzi gli occhi spesso ci portano via da quelle che sono le vere sensazioni, il vero amore, no, l'amore proprio che secondo me noi ne conosciamo solo una piccola parte. Ma tranquilla, Sì, adesso ora poi gli amici del PD ce lo stanno facendo conoscere sì, in molto, tutte le possibilità, sì, tranquillamente. sì, Signori, vabbè. il bello della Patrizia Carlotti è che adesso chiudiamo ufficialmente la Sì. musica indipendente, ma resta con noi ancora qualche minuto. Erika Sbriglio, la nostra streghetta preferita. Ricordiamo che la Erika Sbriglio conduce anche, non so se lo fa ancora perché magari l'hanno già, Certo. una trasmissione su un'altra radio. La mia gelosia è tantissima. Però essendo tu cara amica e soprattutto essendo streghetta che puoi portare una sfiga della miseria, è meglio pubblicizzarla. Erika, dove ti possono sentire i nostri ascoltatori? Su Wolfie Tunes per adesso, poi andrà in nazionale su Radio Caffè, Radio Veneta, appunto, che si sente in FM, in DAB e in nazionale. Com'è che si chiama sta radio? Come si chiama che non ho capito? Wolfie Tunes. Che è una radio bergamasca che parla un'altra lingua. Tra l'altro, in realtà il fondatore è bresciano. Però... c'era sotto qualcosa. Però c'è un sito internet, cosa bisogna scrivere? Devono semplicemente cercare Wolfie Tunes e cercare Switch On. La trasmissione si chiama Switch On. Cioè questa è diventata troppo intelligente, capisci? Che non parla più italiano. Switch on, switch off, va bene, switch on, signori, con Erika Sbriglio, ma cercate Erika Sbriglio sui social, è guardatissima, seguitissima, poi adesso ti sei fatta più carina, io non so che cazzo ti è successo, Erika. Non lo so, adesso ricevi complimenti da tutto il mondo perché sei tornata giovane. Che t'hanno fatto? Caro Sandy, non diciamolo, saperlo, va bene, sei passata sulla panchina a Milano e quindi va bene, va bene. Esattamente, è stata la panchina a ringiovanirmi, caro Sandy. Grazie Erika Sbriglio, buon lavoro, ciao Erika. Ciao Erika. Avete ascoltato Musica Indipendente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Qui Parlamento. Grazie Presidente, tanto esprimo il mio cordoglio per le 15 vittime, 14 sicuramente dovute all'alluvione, perché fra l'altro oggi la Regione Emilia-Romagna titola che dovrebbe essere proprio oggi una giornata di lutto nazionale per le vittime di questa alluvione, quindi il pensiero va loro, va alle loro famiglie.
E su questo aggiungo anche però i miei ringraziamenti. Lei, Ministro, ci ha dato un quadro esatto di quello che è successo, della tempestività degli interventi, non solo dal punto di vista economico, ma fattivo, efficace, di una protezione civile che è intervenuta, coadiuvata dalle forze dell'ordine, da tutti gli apparati che hanno contribuito a mitigare i danni e soprattutto a cercare di risollevare quella che sono, intervenire per evitare che ci fossero degli aggravamenti ulteriori. E poi tutti i volontari, ovviamente va anche da parte del gruppo Lega la nostra vicinanza al popolo della Romagna, al popolo dell'Emilia, delle province coinvolte, perché sappiamo, li conosciamo molto bene, i nostri corregionali, loro non si fermano, noi non ci fermiamo davanti alle avversità, neppure se queste sono veramente così gravi e così martorianti. Ma dobbiamo anche interrogarci su quelle che sono le cause di questo tragico evento e soprattutto se potevano essere evitate o quantomeno ridotte, magari sfruttando anche un apporto delle nuove tecnologie. Leggevo di questo strumento, la IT Alert, che è stato finanziato e che non è ancora funzionante nel nostro territorio. E poi lo è stato detto da lei, Ministro, e dagli altri gruppi, ci sono i fondi per affrontare il dissesto idrogeologico, ci sono sempre stati, ma non sempre, anzi sicuramente non sono stati spesi. E ci tengo a dire anche che un'alluvione non è come un terremoto, non è un evento assolutamente imprevedibile. Io dico che purtroppo nel nostro paese c'è un grande fermento di ambientalismo da salotto, un ambientalismo militante che richiama il cambiamento climatico come unica giustificazione di questi eventi alluvionali. Per questo ambientalismo non si deve fare nulla, bisogna spegnere i motori a combustibili fossili, bisogna spegnere il riscaldamento, efficientando gli immobili con pannelli solari e fotovoltaici che producono energia anche di notte. E poi bisogna bloccare ogni tipo di consumo del suolo, basta strade, basta autostrade, stop anche le linee ferroviarie. E invece, Presidente, noi crediamo che si devono affrontare le problematiche del territorio, prevenendo i danni che possono derivarne, senza idealismi, ma lavorando, sostenendo un territorio, quello dell'Emilia Romagna, ma come l'ha detto lei, quello di tutta la nostra nazione, è fragile, ma è il più produttivo di eccellenze di tutto il mondo. E quindi, Presidente, sì alle manutenzioni preventive, sì al ripristino delle strade franate, quelle che adesso impediscono di raggiungere frazioni o interi paesi, sì al controllo degli argini, contro l'età nei passaggi di nutrie o altri roditori che fanno danni devastanti, sì ad argini funzionali e non al loro livellamento, disboscamento, magari per realizzare piste ciclabili che sono state inaugurate un solo mese fa e ora sono totalmente distrutte. Sì alla raccolta di legna e al controllo dei greti e degli alvei dei torrenti, dei corsi d'acqua. Qui Parlamento. Va ora in onda Potere al Popolo.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Nella trasmissione di Sammy Varin ci sono solo artisti indipendenti e se è vero che abbiamo ancora con noi Patrizia Carlotti e Mario Lorenzini, beh, qui abbiamo trasmesso un ragazzo veramente in gamba. Si chiama Innocente, non sappiamo se sia davvero tale, ma il rifacimento di questa canzone In alto mare, cacchio se mi piace. Salentino di Firenze, jazz e composizione, cercatelo sugli store digitali su YouTube, Innocente con In alto mare. A proposito di Lega, signori, fatemi ricordare che oggi è venerdì e c'è la festa della Lega a Treviglio in provincia di Bergamo e questa sera a Treviglio tra gli ospiti c'è una tale Silvia Sardone, ore 20, via Roggia Moschetta, polo fieristico di Treviglio in provincia di Bergamo. Questa sera, venerdì, c'è Silvia Sardone, ma anche il grandissimo Marco Zanni, europarlamentare e presidente del gruppo Identità e Democrazia della Lega. Ore 20, Treviglio, provincia di Bergamo. Non è finita, ci sono un fracco di altri ospiti questo weekend, tra cui il grandissimo Romeo e ancora grandissimo Molinari. Chiaro che dovete decidere di alzare quel culo dal divano e andare alla festa della Lega di Treviglio in provincia di Bergamo. Ultimi minuti con la Patrizia Carlotti e il Mario Lorenzini. La Patrizia giustamente voleva mandare un saluto e un ringraziamento a chi ti sta dando una mano in questo progetto. Sì, è un progetto che si chiamerà Helios, l'album, è tutto di produzione, diciamo, autobiografica. Produzione propria, Sì, homemade, esatto, mia. genuina. Comunque con me collabora Rosalbino Bernaudo, chitarrista, come lui autore delle musiche, e il grande Lorenzo Iuracà, che ha uno studio di registrazione, un ragazzo giovane, polistrumentista, ha fatto X Factor, Complimenti. molto molto talentuoso, veramente, lo trovate su YouTube, anche lui molto bravo, E si fa squadra, e si fa squadra. Sì, veramente. E la Patrizia Carlotti la trovate facilmente su YouTube, Su YouTube giusto? ho un sito mio www.patriziaumusic.it e poi sugli store, insomma, per ora ci sono solo i 2 singoli, Helios e l'universo parallelo. Ce ne sarebbe già un terzo pronto, ma penso lo faremo uscire con l'album completo. Comunque su tutti gli store, insomma, E noi ti seguiamo, ti seguiamo perché fai parte di quegli artisti che trasmettono emozioni forti, pur non essendo conosciuti a livello nazionale, ma proprio per questo a noi piace scoprire piccoli tesori e i nostri ascoltatori ne sono felici. sono Perché... le piccole cose le più belle. Assolutamente, Sì, assolutamente, sì, anche sì. se, insomma, non so perché, che cacchio c'entra, capisci che io ho dei problemi? No, non vi tiro fuori il PD, però le piccole cose, io pensavo in questo momento, sai quando vai in quei ristoranti che ti mettono il piattino con dentro un assaggino di questo, che io ci rimango di merda ogni volta. Dico, ma che cazzo è? Che ma che te lo fanno pagare anche 20 euro, Sì, capito? sì. Sono le piccole cose, sì, però la razione è il succo. importante. Vabbè, dai. Cavolo. Mario Lorenzini, anche Mario ha un'attività che secondo me è importante perché cosa si dice oggi? Che sei un blogger? Diciamo che per chi mi conosce io ho collaborato e sto uscendo adesso con una rivista online, c'è anche un sito che è Giovani del 2000, però sono appunto in uscita perché ho realizzato un sito mio personale dove ospito video sia miei che di altri personaggi, video ma anche scritti, foto. Ora la cosa è ancora, come dire, in gestazione, un work in progress, però ecco stiamo andando bene, ecco. E com'è nata l'idea? L'idea è nata, circa 3 anni fa, quindi pieno periodo pandemico, dove eravamo tutti chiusi in casa e io mi sono, dilettato, barra sfogato a fare dei video amatoriali che poi ho messo lì da parte e dopo un po' di tempo mi son domandato: "Ma che cavolo ci faccio con tutti questi video che mi riempiono l'hard disk, son quasi 300, 400". E li ho messi online, ho realizzato un sito mio che, non ho fatto conoscere prima perché non era così ben curato e ultimamente invece ho pensato di dare
una sferzata, di sistemarlo per bene e di coinvolgere altre persone che prossimamente saranno insieme a me in questa nuova avventura, diciamo, ecco. Allora, dove bisogna cercarti? Perché lui non lo sta dicendo, oh, ragazzi, vi ha spiegato benissimo Perché senza dire che cosa c'è dentro, no? No, no. Ma io sono uno che non riesco a farne a meno, sai che mi bloccano un giorno sì, un giorno no su YouTube, diciamo che dico ancora quel termine che dico spesso, gomblottista. Non lo so se è vero oppure no, però diciamo che forse dici delle cose che magari danno un po' fastidio su determinati argomenti, eccetera. È possibile che la sto Forse, azzeccando? forse. Ho sbagliato? Possibilissimo. Allora, giusto per dare gli indirizzi, i recapiti, no, allora io mi chiamo Mario Lorenzini, il sito è difficilissimo da trovare perché è www.mariolorenzini.it, non lo però mi trovate anche su YouTube e anche su Telegram, quindi su Telegram si cerca Hawk Channel, Hawk Falco, HAWK, e mi trovate anche lì, insomma. Da una parte ci sono video un po' più tranquilli e da un'altra parte video un po' più che osano qualcosa in più, ecco. Diciamo che è un po' critico su determinate Sì. cose, il Mario Lorenzini con la Patrizia Carlotti che immagino te la canti e te la suoni, nello È mio stesso marito, quindi in qualche modo fate combutta, no, Sì. no, ci sta. Tra l'altro Mario cura anche il mio YouTube, il sito, tutto. Bene, È un bene. grande, un Ci fa grande. piacere soprattutto che si faccia squadra, che si faccia controinformazione, perché qualunque sia il Esatto, vostro bravissimo. pensiero, gente, noi da sempre abbiamo sostenuto la controinformazione su qualunque argomento. Diciamo che sosteniamo la verità. La verità che io dico sempre sta nel mezzo e Esatto. quindi bisogna sentire sia questa parte che quell'altra. Bravo. E tra poco io aprirò le linee allo 0292947222 e sai chi mi chiamerà? Sì, lo dico. Mi chiameranno quelli incazzati perché in Romagna sono tutti in coda a fare il vaccino! Ma li avete visti? Mamma mia! Code pazzesche, tutti a fare il vaccino, mica per il Covid, giustamente, per il tetano, perché giustamente è tutto affogato in mezzo all'acqua maleodorante, eccetera. Li stanno obbligando, non è vero, non sono obbligati a fare il vaccino. E chiaramente ci sono anche queste persone che hanno la verità sta nel mezzo. Io cerco di sdrammatizzare, ma questa è gente che davvero in questo momento non ha più niente Esatto. e in più devono fare anche una coda lunga chilometri per farsi un'iniezione. Ma qui ci fermiamo! C'è qualcosa da aggiungere, Mario Lorenzini? Ma no, diciamo che quella del vaccino attualmente è come dire, un trend, no, perché alla fin fine si parla di questo e quindi si segue un po' la scia della pandemia che è appena trascorsa, forse. E niente. Però è tutto collegato probabilmente, c'è un Ma fil sì, c'è un fil rouge rouge, o bravo, o quindi anche di un altro colore se vuoi, insomma. sì, trasparente ma ben resistente, sì, collegato. E noi cerchiamo di parlarne senza dare troppo nell'occhio perché sennò ci bloccano No, anche no. il secondo canale di YouTube. Grazie Patrizia Carlotti, un Grazie a piacere. voi, è stato mio il piacere. Mario Lorenzini, grazie davvero. Grazie mille, grazie a te Sammy della possibilità. Ma che grazie soprattutto perché sei tra i tanti che ci ascoltano e chiamano in diretta e questa è la cosa Certamente, più bella. certamente. Buon ascolto, buona musica. Ciao. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Beh, dipende che cosa vai a vedere. Mi hanno detto che La Sirenetta è stato un flop, è vera sta cosa? Ma non è che contenga qualche roba strana, eccetera. No, perché ci va mia figlia domani a vederla. 13.53, ancora il buon pomeriggio. C'è Sammy Varin. Potere al popolo, potere al territorio, potere alle ultime notizie, potere ai vostri WhatsApp al 346 642 7756. Mamma mia, come sono rimasto indietro, ne ho tantissimi. Come faccio adesso? Come faccio? Allora, intanto c'è una fonte che mi segnala, a proposito di Lega, che Massimiliano Romeo, è il presidente dei senatori della Lega, potrebbe andare verso la candidatura al congresso lombardo, ok? Potrebbe essere candidato per diventare il capo della Lega lombarda. Questa è una voce pissi pissi bao bao, però giustamente so che ci sono molti leghisti celoduristi all'ascolto e non posso non dirvela. A Piazza Pulita, Corrado Formigli e la sua spalla, ovvero LIS, sapete chi è, imbastiscono una martirologia disperata di Lucia Annunziata. Ma quando ad esempio dalla Rai fu cacciato, mentre la signora ha scelto di andarsene, Nicola Porro, non mi ricordo analoghi allarmi democratici. C'è stata la slime ieri, l'avete vista? No, neanche io. Sconvolgenti le immagini di Milano. Ora un clandestino trans alterato e mezzo nudo non può mettersi davanti a una scuola a urlare di avere l'AIDS e non può prendere a calci un poliziotto senza essere immobilizzato rudemente. È letteralmente Auschwitz. Facciamo dello spirito, ma la stanno mettendo giù pesante sta cosa, Chiaro, i poliziotti, e questa non ubbidiva, i poliziotti hanno usato violenza, questo l'abbiamo visto, ci è dispiaciuto di questa violenza, però il pezzettino iniziale del filmato manca, al ghenò, non l'hanno fatto, e questa cosa sta facendo parlare molto la politica, perché a Milano, lo sapete, sono tutti ben pensanti, e se picchi un gay o un nero, ti fanno un culo quadro, questa è la cosa, bisogna stare attenti a chi picchi, prima glielo chiedi, scusa sei gay? Scusa sei marocchino, perché sei un po' troppo chiaro, non è che hai origini lontane marocchine, scherziamo ma non troppo. Sembra che a Milano un uomo transessuale abbia mostrato il pene a bambini delle elementari, poi abbia preso a calci e ferito dei poliziotti che avrebbero reagito con qualche blanda manganellata. I giornali parlano di donna aggredita dalla polizia, questa è la stampa italiana, capite? C'è parecchio fervore su questo fronte, anche naturalmente sulle dimissioni di Lucia Annunziata, per le modalità dell'intervento della destra sulla Rai. Pare brutto se ricordo che è stata presidente della Rai, l'Annunziata, lottizzata, direttore del TG3, lottizzato, e che era sul palco con un certo D'Alema a celebrare la vittoria di Prodi contro Berlusconi nel 96. Ce la ridiamo, ma d'altronde questa trasmissione serve un po' anche per sdrammatizzare tutte queste cose. Mamma mia, i vigili di Milano nei guai perché hanno immobilizzato un trans, se avessero menato un eterosessuale nessuno si sarebbe scandalizzato. Cattivi ascoltatori. Se in un comune di centrodestra dei dipendenti comunali avessero pestato una trans, avreste già chiesto le dimissioni del sindaco, del presidente della regione e del premier, ma visto che Sala è del PD, l'appartenenza politica viene prima della violenza? Se giudicate le responsabilità di una violenza in base all'appartenenza del sindaco, i veri fascisti siete voi. Cosa succede adesso? Faranno le vittime, come al solito, come coi trolley del Qatar. Ora ci sarà un bel corteo per parlare di emergenza omofobia causata dalla destra di governo, perché ai nostri chiediamo chiarezza, agli altri chiediamo le dimissioni. PS, guai a parlare del problema sicurezza a Milano. È solo una percezione errata. Mamma mia, quanto siete arrabbiati! E intanto, naturalmente, ci sono gli ecoambientalisti che stanno diventando ecoterroristi. Non solo tette, che ultimamente piacevano, sta cosa che si spogliavano e si buttavano il fango addosso sotto il Senato. Insomma, le hanno lasciate fare. Da ecoimbecilli a ecoterroristi. Avete sentito? È stata scoperta una cellula di ultraambientalisti che stava organizzando un attentato a un oleodotto.
fatto, meglio le tette fuori, anche se un po' flaccide mi hanno fatto notare, per essere ragazze giovani, ma sai, dal PD cosa ti vuoi aspettare? Ci fermiamo ma soltanto per un minuto, signori, tra pochissimo ancora in diretta con le vostre chiamate allo 02 9294 7222, ma con i fatti della settimana commentati dai nostri editorialisti indipendenti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Mai distruggere la mia famiglia. Fast 10, dal 18 maggio solo al cinema. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
È uscita proprio oggi la nuova canzone di Emma Gabusi, l'abbiamo avuta ospite qualche settimana fa, signori, è un bel culo pieno, oh mica quello di Emma Gabusi, no, sulla copertina di questa nuova canzone sarà che si intitola Levi's, come la marca dei jeans. Emma Gabusi la trovate facilmente su tutti gli store digitali e anche su YouTube, immagino stia preparando un bel video. 5 minuti dopo le 2 del pomeriggio, con il buongiorno anche a chi ci segue in replica o chi semplicemente è andato sul sito radiolibertà.net e lì c'è il podcast. Tante segnalazioni da commentare insieme perché il venerdì riassumiamo un po' le notizie della settimana. Bonaccini commissario dovrebbe autoindagarsi. Il ponte che è legge, signori, non ne abbiamo parlato tanto. Oh, come mai questa cosa? La sinistra ossessionata che vede i fascisti pure tra i volontari salutati dalla Meloni. È vero. A Conselice, sì, è stato preso d'assalto il centro vaccinale, in coda per l'antitetanica, tutti a fare il vaccino, incazzati neri, non tanto perché devono fare l'antitetanica, quanto perché stavano pulendo la loro casa piena di fango e adesso se non fai il vaccino e viene lì il giornalista e te lo chiede: ma come, lei non ha fatto il vaccino? Come mai non sta usando i guanti? E la mascherina non la sta mettendo? Attenzione, le raccomandazioni di Bruxelles, basta aiuti sulle bollette, flat tax, autonomia, catasto in bilico, ragazzi, ci tengono per le palle, l'avete capito, vero? Buttiamo soldi nelle rinnovabili invece di usarli contro le alluvioni. Sono tantissimi WhatsApp al 346 642 7756 tra le tante notizie che la nostra Chiara Soldani commenterà tra poco. Ciao Chiara! Buon pomeriggio Sammy, come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dura, tutto in 10 minuti, eco vandali, eco balle, eco bugie, perché lo dicevamo, oltre alle tette fuori che ci piacevano un pochetto, adesso diventano pure ecoterroristi gli ambientalisti. La Milano buonista al caviale nero o gay friendly, le uniche categorie che creano business piddino e che uniscono la sinistra. E allora tutti a difendere il travestito che ha minacciato i bambini fuori da scuola, e per non farci mancare nulla mettiamo una bella panchina solidale a Milano, riservata solo agli immigrati clandestini, perché per loro nessuna persona è illegale. E intanto la cronaca dei viaggi della speranza dei disperati migranti è stata cancellata dai TG, ve ne siete accorti? Ma non sta sbarcando più nessuno a Lampedusa, no, semplicemente gli inviati sono tutti in Romagna. Chiara Soldani, a te. Grazie Sammy, oggi più che mai veramente dobbiamo mettere il turbo e le notizie, come giustamente hai fatto notare, sono sempre tantissime. Ovviamente tra le notizie di cronaca che evidentemente in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane ci hanno letteralmente travolti e comunque emotivamente coinvolti, non soltanto, ci sono anche tutti i vari approfondimenti che riguardano un po' i vari cortocircuiti della sinistra, varie priorità estremamente discutibili, ma alle quali siamo molto purtroppo addestrati del PD meneghino, e poi ovviamente, come giustamente diceva, il doppiopesismo consueto che c'è quando bisogna trattare delle tematiche che hanno sempre una connotazione politica che non piace particolarmente ai media mainstream. Cerchiamo di fare un po' di ordine e c'è un parallelismo che mi è subito venuto in mente nel momento in cui sono emerse nuove notizie e aggiornamenti sul fronte eco-vandali. Abbiamo questo nuovo fenomeno che giustamente ha definito ultima degenerazione, perché questi sono dei ragazzi che in realtà evidentemente hanno una forte mania di protagonismo e quindi fanno questi blitz con la pretesa, ma diciamo abbastanza fasulla secondo noi, di salvare il pianeta, di lanciare dei messaggi, ovviamente utilizzando quelli che sono gli strumenti peggiori, ovvero atti vandalici. I hit sono numerosissimi, ma soprattutto il parallelismo che mi è venuto in mente, del quale stavo parlando, è proprio questo ennesimo cortocircuito, e tra l'altro questa affinità anche con il business dell'accoglienza, del quale abbiamo ampiamente parlato, e anche noi di Fuoco abbiamo parlato tantissimo numero di settembre, andando un po' a scardinare quelli che sono i vari falsi miti e questi luoghi comuni riguardo appunto l'accoglienza e quant'altro. Le affinità riguardano i finanziamenti,
che questi ragazzi non escono dal nulla e sicuramente non sono mossi da questo desiderio di salvare il mondo e di salvare l'ambiente. Ci sono fior di finanziamenti che vengono niente poco di meno che dagli Stati Uniti, tra l'altro. Nel solo 2022 infatti emerge che oltre 5 milioni di dollari siano stati elargiti in maniera molto generosa per finanziare queste organizzazioni di attivisti green, ovviamente tra virgolette. Bisogna indagare, ovvio, ci sono ancora tantissimi vasi di Pandora da scoperchiare, su questo non abbiamo dubbi, ma il fatto appunto che ci siano sempre grandi soldi, finanziatori e soprattutto questi buonisti della sinistra, perché ci sono nomi illustri tra registi e quant'altro, insomma ci fa tornare alla quello che è il business sempre attuale ovviamente dell'accoglienza. Il pianeta, questo sostanzialmente è il loro slogan più che salvare l'ambiente. Elish Line ovviamente dice che questi ragazzi devono essere ascoltati, peccato che nei loro blitz siano anche piuttosto irriverenti. Infatti nell'ultimo, solo in ordine cronologico, davanti a Palazzo Madama si sono cosparsi il corpo, ragazze denudate, quindi tra l'altro questa esibizione totalmente fuori luogo, con del fango, quindi è andato un po' a ledere quella che è la sensibilità soprattutto degli alluvionati, che in questo caso sono e come cosparsi di fango, loro malgrado che hanno perso tutto. Noi non abbiamo la retorica e il buonismo, lo sappiamo, lo diciamo sempre, lo ribadiamo con il nostro lavoro, però un po' di tatto effettivamente ci vorrebbe e tra l'altro la notizia positiva, se così possiamo definirla, è che il 12 giugno si terrà il processo di questi ecovandali che vandalizzarono i Musei Vaticani nell'agosto 2022, quindi per fortuna vengono identificati e speriamo ovviamente che la giustizia faccia il suo corso. Questo però ci porta a fare delle profonde riflessioni sulla società nella quale viviamo, sui ragazzi che oggi, non vogliamo generalizzare, ma molto spesso abbracciano queste battaglie costose utilizzando peraltro dei mezzi totalmente discutibili. Insomma, una società a deriva e questa nuova generazione purtroppo non fa ben sperare. Vogliamo rimanere alle immagini dei giovanissimi che stanno spalando, che stanno aiutando dei volontari, a prescindere da qualsivoglia connotazione politica che è sacrosanta in teoria in un paese democratico, in teoria come il nostro. Ecco, quelli sono i giovani che ci danno delle speranze e quali curarci, si spera, per un futuro migliore. Per quanto riguarda il fronte autonomista, ci sono ancora dichiarazioni del governatore più amato dagli italiani. Secondo l'ultimo sondaggio di SVG, il 70% premia Luca Zaia. Noi siamo molto felici di questo. La competenza, la cultura, la preparazione e la di Luca Zaia vengono sempre riconosciute anche da questo sondaggio. Il 23 marzo è stato in audizione davanti alla Commissione Affari Costituzionali, federalismo rinascimentale contro le solite bufale della sinistra, contro il modello centralista medievale che ha fallito. Ovviamente si prosegue con il discorso autonomista e soprattutto lo ribadiamo sempre, questa è anche una nostra battaglia dal primissimo giorno fino ad oggi, che porteremo ovviamente avanti molto positivi del governo, finalmente una svolta storica. E tra l'altro c'è anche da dire questo, che riguardo a tutte le cavolate che ci vengono propinate dai governatori di sinistra contrari all'autonomia, se si parla appunto di un'Italia a doppia velocità, non può essere tutto questo imputabile all'autonomia, perché non è stata ancora attuata, lo sappiamo bene, e quindi l'autonomia invece è una rivoluzione di sana modernità e noi non vediamo l'ora che venga ovviamente messa in pratica. Milano, doppio pesista, la Milano sempre più sganciata dalla realtà, che in piena emergenza sicurezza, notizie del giornale.it, pensa bene di installare questa panchina coloratissima con uno slogan quanto mai pericoloso, giustamente lo ricordavi tu, nessuna persona è illegale, però probabilmente dobbiamo interpellare, magari dovremmo intervistare, parlare direttamente con tutte quelle donne che sono state aggredite
da queste persone che sono illegali, magari dovremmo parlare con quelle donne stuprate, magari dovremmo parlare anche con tutte quelle persone che subiscono e che sono vittime nei propri stessi quartieri, nelle proprie case, della violenza che ci hanno portato e che alimentano questi extracomunitari. La panchina si trova in piazza Prealpi, municipio 8 a Milano. Una zona sicuramente non tranquilla, una zona che ha delle criticità enormi e la sempre puntuale Silvia Sardone dice in un quartiere già piegato da pusher, da clandestini, il PD e i compagni non trovano niente di meglio che proseguire questa retorica buonista della finta accoglienza. Ovviamente ricordiamo sempre le battaglie dell'europarlamentare leghista che è sempre molto puntuale, che dice tra l'altro questa iniziativa non ha visto nessuno interpellato, insomma è stato così tutto molto anarchico, insomma hanno fatto esattamente quello che volevano, non hanno chiesto parere a nessuno, quindi anche i cittadini, ovviamente i residenti della zona sono molto incavolati perché dicono come noi viviamo questa situazione e ci ritroviamo la panchina con questi slogan che sono veramente lontani anni luce dalla realtà che viviamo quotidianamente. Insomma, questo in realtà è il vero volto della sinistra, ovvero imbracciare, diciamo così, abbracciare e soprattutto sostenere delle battaglie che sono assolutamente discutibili e soprattutto inopportune. In chiusura ricordiamo altre battaglie discutibili che ci vedono contrari, senza se e senza ma, per esempio Marco Cappato che torna a parlare di cocaina legale, questa è la sua massima ambizione, perfettamente in linea con quelle che sono le battaglie che ha sempre sposato e portato avanti. La denuncia di Pro Vita e Famiglia attraverso il suo portavoce Jacopo Coghe che dice dobbiamo assolutamente parlare di questi fenomeni, dobbiamo assolutamente parlare di queste battaglie che sono molto molto pericolose, lanciano dei messaggi pericolosissimi soprattutto ai più giovani, e poi c'è la solita Emma Bonino che dice dobbiamo scardinare il modello tradizionale di famiglia. La Bonino devota la causa abortista, ovviamente altra causa che ci vede contraria, almeno io ovviamente parlo per me, tra l'altro piccolo spoiler, ne parlerò a strettissimo giro anche su Fuoco con un approfondimento un po' particolare, un po' fuori dalle righe proprio sul tema aborto e utero in affitto. E a tal proposito, in chiusura di collegamento, vorrei ricordare invece l'antesignana Montessori che ci lancia un messaggio comunque di stress, un messaggio che in teoria dovrebbe essere senza tempo. L'uomo comincia dalla nascita, comincia molto tempo prima, anzi dalla nascita, ovvero comincia dal concepimento, e quindi ai bruttissimi messaggi cupi, negativi, distruttivi e nefasti di questa sinistra, di questi personaggi che ci vorrebbero tristi, ci vorrebbero incattiviti ulteriormente e in un mondo allo sfascio, noi vogliamo portare invece dei messaggi, come dicevo prima, senza tempo, come quello della Montessori. E ci sta, così come ci sta che i nostri ascoltatori ricercano questi messaggi ormai scomparsi dalle reti più importanti, quindi non posso che ringraziare e salutare la nostra editorialista Made in Lombardia, Chiara Soldani, che trovate su leggifuoco.it e anche sul giornale.it. Grazie Chiara, buon weekend. A te Sammy, un saluto a tutti voi, grazie. Chiudiamo in festa! Sì, perché tra poco arriva il prossimo collegamento, ma lo dice anche il grandissimo Persiani, sindaco di Massa, ricandidato con la Lega e non soltanto. Questa sera, venerdì 26 maggio alle ore 19, in piazza Mercurio a Massa, musica, divertimento e tutti gli amici civici e politici che ci hanno accompagnato in questo percorso. Lo sapete, non soltanto a Massa, ma anche a Pisa, a Siena. Ragazzi, siamo in vantaggio come centrodestra. Questa domenica e questo lunedì c'è il grande ballottaggio. Se avete amici o parenti in queste città, ma anche ad Ancona, signori, a Vicenza,
a Nova Milanese. Alzate il telefono, fate un colpetto di telefono. Come stai? Tutto bene? Ma no, così mi sei venuto in mente. C'è il ballottaggio questa domenica, questo lunedì. Torniamo a votare, altrimenti lo sapete benissimo, vincono gli altri. A proposito di controinformazione, a quest'ora del venerdì, certo, riassumiamo le notizie più importanti della settimana con un sito che si chiama informazionecattolica.it. Lo trovate facilmente anche su Facebook. Con noi Pietro Lecciardi. Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati. A te. Inizio subito perché abbiamo anche noi parecchia carne al fuoco. Quindi, a proposito delle alluvioni dei giorni scorsi, abbiamo un interessante articolo di Andrea Serra che ci ricorda che in Italia simili eventi non sono eccezionali, ma quasi una tragica normalità. Infatti ci fa un elenco molto approssimativo delle sciagure che si sono verificate dal 1954 a oggi. Eppure tutti hanno già detto che la causa degli eventi sta nei cambiamenti climatici e guai a ipotizzare cause diverse. Questo nuovo mantra è sicuramente utile per eludere responsabilità che invece sono ben chiare. Basterebbe considerare le decine di eventi verificatisi per rendersi conto che non si tratta di cambiamenti climatici, bensì di eventi ciclici prevedibili e dai quali ci si poteva difendere se, ad esempio, si fossero fatte le necessarie opere di manutenzione e non si fosse costruito dove non si dovrebbe. In questo caso, quasi sicuramente, cambiamenti climatici o meno, gli eventi eccezionali non avrebbero causato un simile disastro. Angelica La Rosa scrive che per le donne abortire non è una libera scelta, ma l'esito di un mancato sostegno sociale, economico o psicologico. Questo è ciò che pensa il 76% dei cittadini, ovvero quasi 8 italiani su 10, mentre il 71% ritiene che lo Stato dovrebbe riconoscere la maternità come valore sociale. Il 57% degli italiani pensa che la maggior parte delle donne sia indotta o costretta ad abortire. Questi sono i dati che emergono dal sondaggio nazionale promosso da Provita e Famiglia, condotto dalla società Noto Sondaggi, presentato nei giorni scorsi a Roma. E con questo abbiamo la prova che il movimento femminista, che tanto si è battuto per avere l'infame legge 194, è contro la donna e che avevano ragione quelli che al tempo del referendum mettevano in guardia sul fatto che dietro l'aborto facile e gratuito non c'era altro che la volontà da parte dello Stato, e non solo, di lavarsi le mani dei problemi derivanti da una gravidanza. Meglio infatti un letto d'ospedale e un intervento di qualche minuto che farsi carico di una madre e di suo figlio. È più o meno dello stesso avviso Maria Rachele Ruiu, secondo la quale le donne abortiscono in un momento molto fragile e hanno il diritto alla consapevolezza di cos'è l'aborto, di riconoscere il figlio prima di decidere e conoscere quali le conseguenze fisiche e psicologiche a cui vanno incontro se abortiscono. Il resto sono menzogne sulla loro pelle. Il vero diritto delle donne, sempre secondo Ruiu, è essere affiancate, sostenute e messe nelle condizioni di poter accogliere il figlio. E quando anche fosse davvero impossibile crescerlo, poter avere la possibilità di custodirlo fino alla nascita, senza che questo possa significare un sacrificio da accollarsi in solitudine. Ancora in tema di famiglia, un'altra indagine condotta questa volta da IREF, Istituto di Ricerche Sociali delle ACLI, presentata il 16 maggio sempre a Roma. La ricerca ci dice che le famiglie monoreddito e con figli ha 4,3 volte più probabilità di cadere in povertà relativa di una famiglia in cui sono entrambi i coniugi a lavorare e non hanno figli. I bireddito senza figli nel triennio 2020-2022, sempre secondo la ricerca, hanno dichiarato in media 32.000 euro, mentre il monoreddito con figli appena 13.000 euro. Meglio di loro perfino i divorziati e separati con figli, che hanno dichiarato 17.000 euro.
Allora, con la sinistra non più al governo si è cominciato finalmente a parlare forse seriamente di famiglia. Però in Italia chi fa figli a quanto pare è ancora un eroe. Su Informazione Cattolica, la seconda parte dell'intervista allo storico Marco Cimmino, che questa volta ci parla del fascismo, che non fu affatto un movimento politico di destra, bensì di sinistra e, udite udite, alla fine del ventennio ci furono un bel po' di fascisti che transitarono nel PC perché ritenevano che i comunisti fossero i veri fascisti, ovvero quelli capaci di portare a termine quella rivoluzione che Mussolini interruppe a metà. Sarà per questo che a Lampi sono tanto arrabbiati coi fascisti? Ma Paolo Gulisano ci dice che è tempo di aprire gli occhi, di uscire da quella sorta di stato di ipnosi realizzata attraverso i media e i social. Gulisano ha già scritto su Informazione Cattolica riguardo al grande reset pandemico, in particolare con riferimento all'esame di coscienza che è necessario che venga compiuto in campo cattolico, dove la gerarchia ecclesiastica fece una scelta del tutto acritica di adesione alle parole d'ordine e alle direttive che venivano dalle centrali del potere. Questo esame di coscienza approfondito, attento, lucido, viene ora da un grande giornalista, per lunghi anni vaticanista e vicino a Papa Benedetto XVI, Aldo Maria Valli, che in un libro dà preziosa testimonianza e documentazione per non dimenticare che cosa è avvenuto dopo il 1° gennaio 2020, ma anche un aiuto fondamentale per capire che cosa è realmente successo e cosa potrà ancora succedere. Durante l'emergenza sanitaria abbiamo subito la narrazione funzionale al dispotismo paternalista con cui il potere assicurava ai sudditi che era in corso una vera e propria apocalisse biologica, ma che ci avrebbe pensato lo Stato a uscirne con l'aiuto di aziende multinazionali filantropiche che avrebbero presto messo a disposizione una sorta di magico antidoto. Inoltre abbiamo constatato che più si ha paura di perdere la salute, più la pubblica opinione è disposta a trasformarsi in un'immensa sala di ospedale, dove l'autocrate svolge il ruolo di prete medico officiante il rito necessario alla guarigione. Durante il periodo dello stato di emergenza abbiamo visto che ciò che importa non è tanto l'ampiezza reale del pericolo, ma l'ampiezza percepita, e che la società tutta è disposta a mettere di buon grado la testa nel cappio che il potere le offre. Daniele Trabucco mette in guardia da una pseudo conoscenza scientifica assunta come punto di riferimento paradigmatico per ogni forma di sapere che aspiri ad essere ritenuto valido. E oggi l'emergenza sanitaria, energetica, climatica ed alimentare ce lo confermano. Siamo di fronte a una vera e propria metafisica nichilista, dice Trabucco, il cui esito vuole essere un mondo senza Dio e quindi perfettamente totalitario. Chiudo con un articolo pubblicato da Geopolitica Quotidiana in cui Muhammad Harba, nostro corrispondente dal mondo arabo, ha intervistato l'ambasciatore ucraino in Egitto, il quale ha confermato che la guerra continua fino a che tutti i territori non saranno riconquistati, accennando anche ad un'iniziativa congiunta con l'Egitto sul grano. E con questo abbiamo concluso anche questa settimana. E io naturalmente non posso che invitare i nostri ascoltatori ad approfondire queste tematiche cercando il sito informazionecattolica.it o andando semplicemente su YouTube digitando Informazione Cattolica. Grazie Pietro Licciardi, grazie ai tuoi collaboratori, buon weekend. Un salutone anche a te Sammy e a tutti gli ascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Questa è musica sperimentale, trip hop, synth pop. Lei è italo-francese, ma canta anche in inglese in questo nuovo progetto. Si chiama Matt Madam, tutto attaccato. Questo pezzo è Pantomime, scritto pantomime, ed è il primo estratto di questo nuovo progetto dell'artista Natalia Giro. Descrive la vita di noi eroi che lottiamo giorno dopo giorno alla ricerca di un senso spirituale alla nostra esistenza. Testi, come vi dicevo, in inglese, francese ed italiano, quasi per creare un angolo di sperimentazione interculturale di musica trip hop synth pop. Brava Madam, ci piacciono questi esperimenti, d'altronde noi ce lo possiamo permettere, perché chi ascolta Radio Libertà cerca la differenza. Troppi emendamenti che stravolgono i decreti. Mattarella convoca La Russa e Fontana. Te l'immagini? Il Presidente del Senato e della Camera che li citofona Mattarella, loro, oh che palle, cazzo, cioè. Perché lavora troppo questo governo, troppi emendamenti, si vuole far contenti di qua e di là e non va bene perché i decreti poi sanno di troppe cose. Repubblica mi risponde, certo, ho detto prima che non si parlava più di migranti, guardalo lì, migranti, forse un respingimento di massa dietro alla scomparsa di un barcone con 500 persone. C'è anche un neonato partorito a bordo, l'SOS di Alan Form, ma d'altronde tutti gli inviati sono in Romagna e quindi a Lampedusa non c'è più nessuno che vada a filmare l'arrivo dei poveri disperati. Questa ve la devo leggere però, è carina, da Roma. Dipendente ATAC si dava malata dal lunedì al venerdì per vendere amuleti nelle fiere, vestita da fatina. Ma è carinissima, io li darei in aumento solo per questo, cioè questa rischia licenziamento adesso. Le assenze erano regolari, sempre con le stesse modalità e hanno insospettito gli ispettori. Questa dal lunedì al venerdì era malata e andava a vendere amuleti nelle fiere di paese travestita da fatina. Vabbè. Qui ci fermiamo, signori. Perché? Cosa succede? Sammy Varin, hai finito le pile? No, perché? Perché sta per arrivare, la Corte dei Conti è arrivata, bilanci in rosso per 14 regioni sull'emergenza sanità. Mamma mia! E Fiorello che ridendo e scherzando ha detto che Amadeus forse non farà Sanremo. No, tu dici dai, stanno andando via tutti quanti dalla Rai, se ne va anche Amadeus, mamma mia, come facciamo? Scherzi a parte, adesso parliamo di robe serie perché c'ho un docufilm da trasmettervi come spesso accade il venerdì e quello che non trovate sulle altre reti lo trovate sul nostro canale 252 in televisione. Se avete il TV collegato ad internet appare anche il video e ora vi trasmetto il docufilm del nostro reporter indignato Claudio Bernieri. Lo trovate facilmente anche su YouTube. Oggi con lo scrittore e storico cronista del Corriere Michele Focarete rievocano la Milano dei nightclub, quella proibita degli striptease. Dai, non ditemi che non siete mai stati al il teatrino di Largo Corsia dei Servi. C'è stato anche Carnelli. Ci andavo anch'io, ma così quella volta. Perché il gusto del proibito, capito? Non succedeva niente di strano, però è storia. Beh, signori, Milano by Night, quando lo spogliarello era un'arte. E anche un libro di Michele Focarete che salutiamo e ringraziamo insieme a Claudio Bernieri e adesso vi trasmetto questo documentario che potete anche semplicemente ascoltare, dove Focarete racconta quella Milano che non esiste più, la Milano fumosa dei nightclub e quella vietata ai minori, che poi entravamo lo stesso, dei locali di Spogliarello. Da Sammy Varin per il momento è tutto.